Un'opera attesa da almeno 12 anni, la ciclabile delle Risorgive ora è una realtà. Inaugurato ieri mattina con una maratona non competitiva aperta a sportivi e famiglie, organizzata dall'associazione Mombocar, il percorso di quasi 36 km che collega Valleggio sul Mincio a San Giovanni Lupatoto, passando per i comuni di Buttapietra, Casteldazzano, Povegliano, Vigasio, Villafranca e Zevio. Proprio a Borghetto si sono dati appuntamento i podisti e assieme a loro anche 8 tedofori, in rappresentanza delle 8 amministrazioni, i quali hanno raccolto dalle mani del sindaco di Valeggio alcune borracce contenenti l'acqua del Mincio. Taglio del nastro in ogni comune fino ad arrivare a San Giovanni, dove gli 8 tedofori hanno consegnato le borracce alle autorità presenti, tra cui l'assessore regionale Elisa De Berti, i quali ne hanno versato il contenuto nell'Adige, creando un ponte simbolico tra i due fiumi. Tra le opere realizzate anche una passerella sull'Adige finanziata da Enel, che collega la ciclopedonale con la Pista del Sole, che porta direttamente in Europa, come spiega il sindaco di San Giovanni Lupatoto Attilio Gastaldello. Per me è il percorso che porta in Europa, sia idealmente sia effettivamente, perché ci si collega anche alla ciclopedonale del Sole e che arriva dal Brennero. In quest'opera ci ha dato una grande mano la Regione e in particolare l'assessore Elisa De Berti, però c'è stata la collaborazione di tutti. Noi siamo il comune capofila, ma in effetti abbiamo collaborato tutti i sindaci da Fratelli, ma non solo tra sindaci, anche e soprattutto con il consorzio, che ha messo a disposizione la sponda di un canale, e un'opera che era un'opera idraulica dedicata all'agricoltura oggi diventa un bene per tutti.